il quartiere di Carpenedo piangono la scomparsa a 94 anni di Don Armando Trevisioli, il prete degli ultimi e dei bisognosi, fondatore dei centri Don Vecchi. La sua è stata una vita dedicata alla carità. Da Venezia a Mestre il cordoglio per la scomparsa di Don Armando è enorme, così come l'eredità che lascia nell'assistenza ai più poveri. Venerdì alle 15 su Antenna 3 la diretta dei funerali. Il granchio blu è un predatore che rischia di distruggere il nostro ecosistema, ma rappresenta anche un'opportunità gastronomica e così la lotta al contenimento del crostaceo americano si sposta sulle tavole. Riunione delle imprese impegnate nei lavori alle bocche di Porto del Mose. Lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con i programmi e si concluderà entro l'anno. Nel primo semestre 2023 i traffici del porto di Venezia sono calati quasi del 5%, nonostante la diminuzione dell'export. Comunque diversi settori rimangono in crescita. Paolo Vanoli ha rinnovato il contratto che lo legherà al Venezia fino al giugno 2026 con 40 punti in 26 partite. È stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione arancio-nero-verde. Un nuovo tratto del lungomare delle Stelle a Jesolo sarà intitolato all'ex tuffatrice altoatesina Tania Cagnotto. Questa sera alle 21 in piazza Mazzini la celebrazione dell'evento. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano il lutto, il cordoglio, il dolore da Mestre al quartiere di Carpenedo per la morte a 94 anni di Don Armando Trevisiol, il prete degli ultimi e dei bisognosi, ma anche un visionario della carità capace di tante azioni concrete. Ha fatto di Mestre la sua casa e ha piantato la sua tenda, sempre al fianco dei più bisognosi, i fragili, gli anziani ai margini della città, quelli che nessuno considerava. È morto questa mattina, all'età di 94 anni, Don Armando Trevisiol, il prete degli ultimi. Malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato in ospedale per il progressivo aggravarsi delle sue già fragili condizioni di salute. Nato ad Eraclea il 15 marzo 1929, è stato sacerdote diocesano per 69 anni, per ordinazione il 26 giugno 1954 dell'allora patriarca di Venezia Angelo Roncalli. Ha legato il suo nome in modo speciale alla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo, di cui è stato ininterrottamente parroco dal 1971 fino al 2005, alla pensione per raggiunti limiti di età. Il cordoglio della città di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro. Una persona straordinaria, una grande energia per questa città. Ha dato tutto se stesso per gli altri, per gli ultimi, un grande innovativo. L'ultima volta che l'ho visto, il giorno del suo compleanno, l'ultimo compleanno, mi ha appassionato per i suoi progetti. Abbiamo discusso insieme sulle cose che si potevano fare per andare incontro alle esigenze degli studenti, delle persone che perdevano il lavoro, dei divorziati, dei separati. Brugnaro, commosso, ricorda una fede cristiana, sempre impastata di concretezza, i centri Don Vecchi, realizzati per dare alloggio agli anziani ancora autosufficienti e dove anche lui viveva in un modesto appartamento di pochi metri quadrati. Ma Don Armando è stato sempre molto sensibile agli anziani e al mondo delle comunicazioni sociali della Chiesa, come direttore, tra l'altro, di Radio Carpani. Don Armando lascia il fratello Don Roberto, parroco della parrocchia di San Giorgio di Chirignago. L'ultima volta mi ha detto: gli anziani devono morire in piedi. Ecco, lui è morto in piedi. Venezia ti saluta, Don Armando, ti saluta con affetto, ti ringraziamo e veglia su di noi. Dacci qualche buon consiglio dall'alto. Ciao Don Armando. Il pensiero dell'assessore alle politiche sociali Simone Venturini. Prima di tutti ha capito l'importanza di garantire agli anziani la permanenza il più possibile in appartamenti per loro pensati, prima di ricoverarli nelle case di riposo. Ha pensato a mettere in piedi un sistema di carità, quindi davvero un grande innovatore in campo sociale, un grande innovatore nel campo appunto della nostra città, una persona che mancherà tantissimo, ma la cui opera continuerà a lavorare e a testimoniare la sua grande importanza. Politici, istituzioni, associazioni sportive, culturali e cittadini comuni. Il cordoglio per la scomparsa di Don Armando Trevisiol è enorme, così come l'eredità che lascia nell'assistenza ai più poveri. Venerdì alle 15 Antenna 3 trasmetterà in diretta i funerali. Con Don Armando Trevisiol se n'è andato un sacerdote sempre attento ai più deboli. Il centro Don Vecchi, un fiore all'occhiello per l'assistenza nel territorio, e Don Armando era un punto di riferimento per la comunità intera.
Il presidente della regione Luca Zaia è tra i tanti che in queste ore partecipano ad un cordoglio profondo e unanime per la scomparsa di Don Armando. Il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, ne ha ricordato la grande umanità, sempre rivolta ad alleviare le sofferenze degli ultimi. Le sue opere, ha scritto Martella, hanno lasciato un segno profondo e indelebile e rappresentano un esempio cui ispirarsi per il futuro. Cordoglio anche ad Eraclea, dove Don Armando Trevisiol era nato il 15 marzo 1929. Gli abbiamo riconosciuto un certificato di benemerito proprio qualche mese fa, che non è potuto venirlo a ritirare lui perché non si sentiva bene ed è venuto in Consiglio Comunale Fratello. Ha fatto veramente tanto e questo gli è sempre stato riconosciuto anche dai nostri concittadini che hanno proprio proposto di premiarlo in qualche modo, di dargli questo riconoscimento. Politici, enti pubblici, associazioni culturali e sportive, cittadini comuni, il cordoglio per la scomparsa di Don Armando Trevisiol è enorme. Uomo e sacerdote straordinario che ha servito la comunità delle persone con amore ed enorme creatività, ha scritto Andrea Ferrazzi, che si è detto orgoglioso di avere operato come ultimo atto da senatore in carica per il conferimento dell'onorificenza di ufficiale della Repubblica da parte del presidente Mattarella. La parlamentare verde Luana Zanella ha ricordato come Don Armando sia stata una figura di riferimento importante nella sua prima adolescenza. Lei giovanissima guida, lui giovane prete che seguiva i primi passi della vita comunitaria. Per l'assessore Renato Boraso, Don Armando Trevisiol è stato un uomo dal cuore immenso. Se in questi tempi difficili, ha scritto Gianfranco Bettin, cerchiamo idee, forza, volontà e ispirazione per migliorarli, è anche a queste generose e illuminanti eredità che dobbiamo guardare. Nel numero speciale dell'incontro, il settimanale della Fondazione Carpinetum, Don Gianni Antoniazzi racconta: Don Armando aveva cura dei poveri perché lui era stato povero e in seminario aveva avuto fame. Fra qualche decennio sarà più chiara l'eredità di questo sacerdote di Mestre. Presieduti dal patriarca Francesco Moraglia, i funerali di Don Armando Trevisiol si svolgeranno venerdì 11 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Come avete sentito nel servizio, nel settembre scorso Don Armando Trevisiol era stato insignito dal capo dello Stato Mattarella del titolo di ufficiale della Repubblica. Sentiamo le sue parole in quel giorno in una delle sue ultime interviste. Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, l'aldilà, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale e sociale. Da questo sono nati i centri Don Vecchi, quindi ringrazio il capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho e le ultime ore della mia vita su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte. E credo che assieme si può risolvere tutto, quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare. Cambiamo argomento, parliamo del granchio blu, predatore che rischia di distruggere il nostro ecosistema, ma rappresenta anche un'opportunità gastronomica. E così la lotta al contenimento del crostaceo americano si sposta sulle tavole con una prima dimostrazione ad Eraclea. Il granchio ha solo un grande predatore, che è un granchio più grande di lui, o ce n'ha un altro che si chiama uomo e che lo porta a tavola. Ecco, facciamo in modo che il predatore uomo abbia la meglio sul predatore granchio.
Presidente della 9ª Commissione permanente del Senato, che si occupa tra l'altro di produzione agroalimentare, il parlamentare veneto Luca De Carlo lo dice chiaramente: la lotta all'invasione del granchio blu si combatte anche a tavola. Ed ecco i primi menù a base del crostaceo, originario delle coste atlantiche americane, killer cattivo in acqua ma buonissimo in cucina. Il prodotto è un prodotto eccezionale, un prodotto molto buono. E qui abbiamo fatto in varie soluzioni, abbiamo fatto un antipasto, abbiamo fatto il granchio blu alla veneziana, quindi bollito, spolpato, tolto dalla polpa e condita semplicemente con dell'olio, prezzemolo e sale e pepe. Poi abbiamo proposto dei spaghettoni fatti a mano, fatti in casa, e come secondo piatto abbiamo proposto il granchio rosmarino, semplicemente anche questo bollito, spezzato e poi saltato in padella con olio, aglio e rosmarino. Coldiretti è in prima linea nella controffensiva per limitare il granchio blu, prelibatezza gastronomica ma anche aggressivo predatore in grado di sconvolgere l'equilibrio dell'intero ecosistema. Sta causando enormi problemi in quanto sta danneggiando un'intera filiera economica, soprattutto di coloro che fanno allevamento di molluschi, di cozze, di vongole, di ostriche, ma sta aggredendo anche purtroppo la fauna ittica e marittima a 360 gradi in quanto è una specie assolutamente invasiva e colonizzante, danneggiando un'intera filiera che sul nostro territorio ha ricadute per decine e decine di milioni di euro. La raccomandazione è di pescarlo il più possibile con una raccolta massiva che ne abbatta la popolazione. A questo scopo il governo ha stanziato 2.900.000 euro. Innanzitutto per dare ai pescatori la possibilità di smaltire ad un prezzo calmierato, cioè 0,15 è l'accordo che si è raggiunto al chilo, e quindi consentirà di pesce raccolto di avere anche un introito per il loro smaltimento. Lo smaltimento è a tavola. Nelle zone d'origine il granchio blu è considerato un'eccellenza. È un alimento sano, dal valore nutrizionale importantissimo e che può veramente, anche con il contenuto prezzo, da una parte risolvere un problema e dall'altra far felici delle famiglie. Prima delle ferie estive, riunione delle imprese impegnate nei lavori alle bocche di porto del Mose. L'incontro ha dato esito positivo. Lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con i programmi annunciati dal commissario Elisabetta Spitz. Entro la fine del 2023 verranno conclusi in linea con i programmi annunciati dal commissario Elisabetta Spitz i lavori alle bocche di porto del Mose. Prima di una breve pausa estiva di Ferragosto, le imprese che stanno portando avanti i lavori hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e l'esito, come spiega Davis Rizzo, portavoce delle imprese, è stato positivo. L'obiettivo che il commissario si è dato di portare a termine le lavorazioni in questione entro la fine dell'anno corrente è un obiettivo del tutto raggiungibile. Ma diciamo che le opere determinanti per il funzionamento del Mose saranno concluse entro la fine dell'anno corrente, entro la fine del 2023. Anche dal punto di vista dei pagamenti tutto sta procedendo bene. Con il mese di settembre potremo rientrare anche di quei debiti di quei crediti che da tempo costituiscono, come dire, un segno, un peso nei bilanci delle aziende non di poco conto. Il nodo che però resta ancora da sciogliere riguarda le opere di compensazione ambientale. Il rischio che si sta correndo è che una parte, quantomeno, del celeberrimo piano Europa non veda il suo compimento per mancanza di fondi. Di fronte a questo tipo di situazione non servono grandi sforzi di fantasia. Sarebbe necessario un intervento da parte del governo affinché venissero finanziate le opere attraverso una messa a disposizione delle somme di denaro. Nel primo semestre 2023 i traffici del porto di Venezia sono calati quasi del 5% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso. Nonostante la diminuzione dell'export, comunque diversi settori rimangono in crescita. Nel primo semestre 2023 i traffici del porto di Venezia sono calati del 4,7% rispetto agli stessi 6 mesi del 2022, attestandosi su un volume di 12.342.000 tonnellate.
Naturalmente vocato alle esportazioni, il porto ha risentito sia della stagnazione della produzione industriale e manufatturiera che della contrazione dei prestiti alle imprese. Significativa invece la crescita dei traffici ferroviari, al centro anche dei criteri per l'aggiudicazione delle nuove concessioni, che crescono nel primo semestre dell'anno del 4,1% per numero di treni e del 6% in termini di tonnellate movimentate. Il porto gode di ottima salute per quanto riguarda alcune categorie merceologiche, sta andando molto bene il settore delle rinfuse, sia alimentari che siderurgiche. Il settore dei contenitori tiene, confido molto nelle nuove istanze di concessione, come avete visto sono ripartite all'epoca delle nuove concessioni che sono importanti perché rilanciano il business e rilanciano il lavoro. Continua infine la crescita esponenziale del traffico crocieristico, più 123% passeggeri. Con un meno 28,1% di movimentazione merci nel primo semestre 2023, invece, il porto di Chioggia continua a soffrire e registra una flessione che, pur in linea con le dinamiche dell'andamento storico dello scalo, è oggetto di analisi attenta da parte dell'autorità di sistema portuale. Eccellente invece l'andamento del settore crocieristico, con 24.484 passeggeri registrati tra gennaio e giugno 2023. Proseguono con controlli negli approdi dei vaporetti e nelle aree di maggior afflusso di turisti i servizi antiborseggio disposti dal Questore di Venezia. Tra le zone della stazione ferroviaria, del Ponte di Rialto e di Piazza San Marco, Polizia di Stato e Polizia Ferroviaria di Venezia nella giornata di ieri hanno controllato 22 persone, accompagnando in questura 3 donne gravate da numerosi precedenti di polizia. Le 3 fermate sono state denunciate all'autorità giudiziaria perché inottemperanti al foglio di via obbligatorio già emesso a loro carico dal Questore di Venezia. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Un lungo tratto del lungomare delle Stelle a Jesolo, quelli che portano i nomi di Federica Pellegrini e Katia Ricciarelli, intitolato all'ex tuffatrice altoatesina Tania Cagnotto. Questa sera alle 21 in Piazza Mazzini la celebrazione dell'evento con la scopertura della targa e l'ormai tradizionale calco delle mani. Un anticipo per la stampa nel pomeriggio insieme ai contenuti della campagna contro i pericolosi tuffi dai pontili di cui Cagnotto è diventata testimonial. 1, 2, 3. Grazie. È una bella emozione leggere il proprio nome e adesso appunto quando ci tornerò passerò sicuramente qua al lungomare Tania Cagnotto e fa proprio un bel effetto e sono emozionata e onorata di ricevere questa assegnazione. Un nome che abbiamo fortemente voluto, un nome legato allo sport, un nome giovane, un nome dinamico, vincente come vorremmo fosse Jesolo, quindi Tania Cagnotto, un ottimo esempio tra l'altro per i giovani. Vorremmo anche condividere un messaggio con loro che da un lato è quello che nella vita si possono raggiungere grandi obiettivi impegnandosi con sacrifici, con impegno, e dall'altro lato anche un messaggio sociale legato al divieto di tuffi dai pontili e chi può meglio dirlo di una tuffatrice. Quindi oggi siamo molto felici di accogliere Tania Cagnotto nella nostra città. Tuffarsi è bellissimo, sicuramente molto divertente, però fatto dai pontili o in altre situazioni può essere anche molto, molto pericoloso e può finire male, quindi non bisogna assolutamente buttarsi dai pontili o dove non si sa quant'è alta e fonda l'acqua. Un'ultimissima notizia di calcio con il Venezia che ha annunciato che Paolo Vanoli ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al club arancio-nero-verde fino al 30 giugno 2026. L'allenatore classe 1972, giunto in Laguna nel novembre 2022 con 40 punti conquistati in 26 partite di campionato, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione arancio-nero-verde, culminata con il raggiungimento dei playoff. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo.
La parentesi insolitamente fresca sull'Italia volge al termine. Nella seconda parte della settimana la rimonta dell'alta pressione ripristinerà tipiche condizioni da piena estate. Il rialzo termico però sarà graduale e non estremo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 10 agosto evidenzia una situazione contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 25 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, cielo in prevalenza poco nuvoloso, locali addensamenti, in genere innocui. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, salvo la presenza di addensamenti a nord con isolati piovaschi associati. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.